In queste ore l'emergenza maggiore che abbiamo è quella di pronto soccorso, cioè di accessi al pronto soccorso che rispetto all'anno scorso con la prima ondata sono doppi. Il sistema ospedaliero regionale sta tenendo, ma il raddoppio del numero di accessi al pronto soccorso che si registra oggi rispetto a quello della prima ondata Covid inizia a rappresentare un problema, da qui una raccomandazione a tutti. Evitare al massimo l'accesso al pronto soccorso, di farlo solo in casi indispensabili, cercare il medico di base che anche telefonicamente può dare le prime indicazioni. La media degli accessi nel pronto soccorso del Veneto era di circa 4.500 al giorno, scesa poi a circa 1.200 durante il lockdown. Da ottobre questi numeri sono più che raddoppiati. Intanto da martedì si entra in fase 4, il che significa per gli ospedali la riduzione di quella che è l'operatività normale. Al momento comunque non vi è nessuna intenzione di introdurre nuove restrizioni, ma quella del coronavirus è una battaglia che si vince col contributo di tutti. Il tema della mascherina è fondamentale per questa battaglia e per non cambiare di zona.